La gara dei 100 metri è sicuramente la più affascinante del programma dell'atletica leggera e un buon risultato in questa gara è determinato da ciò che in inglese viene chiamato un buon start and drive, cioè da una buona partenza dai blocchi e un'efficace accelerazione. Un buon avvio, oltre che permettere un miglioramento cronometrico della prima parte di gara, crea i presupposti per correre in modo ottimale la fase di corsa lanciata. Durante la fase di avvio, le qualità fondamentali sono la forza esplosiva e la forza elastica, che permettono al corpo di acquisire più rapidamente la velocità massima. È bene quindi allenare questa qualità al fine di disporre della benzina necessaria a far muovere il motore muscolare. Le immagini che seguiranno in questo video riassumono alcuni esempi di giochi ed esercizi propedeutici e tecnici, finalizzati al miglioramento delle capacità di partenza e di accelerazione. Ovviamente vi sono anche altre attività utili a questo scopo, che potranno essere utilizzate per rendere l'allenamento vario ed ugualmente proficuo. La seconda parte del video fissa alcuni aspetti tecnici principali della partenza dei blocchi, con particolare riferimento alle impostazioni di base del giovane corridore. L'attività con i più giovani è utile impostarla sotto forma ludica. Alcuni esempi possono essere il gioco di bianco e nero o il famoso rubabandiera, oppure con partenze da varie stazioni con le situazioni più varie possibili, quali rotolamenti, capovolte, al fine di sviluppare non solo le capacità di accelerazione, ma anche la destrezza e l'equilibrio. Successivamente si può cominciare anche con accelerazioni dalla stazione retta, a piedi pari, con un piede avanti e uno indietro, con un leggero sbilanciamento in avanti del busto, in questa prima fase è consigliabile far provare a mettere davanti sia il piede destro che il piede sinistro. Successivamente si lascerà libera la scelta ai ragazzi. Per l'allenatore sarà quindi un momento in cui valutare quale sarà poi il piede da posizionare davanti nella partenza dai blocchi. Si passerà poi ad esercitazioni meramente tecniche come la tecnica di accelerazione con lo sbilanciamento in avanti, che vediamo ora fare da un gruppo di ragazzini e che vedremo successivamente svolgere anche da atleti più evoluti. Ecco alcuni semplici esercizi che possono aiutare l'atleta a comprendere come i piedi debbano spingere a terra e come il piede dopo l'uscita dai blocchi debba cercare velocemente il terreno, quasi scendendo all'indietro, andandosi a appoggiare a terra sotto le anche e non in avanti. Osservando quale piede l'atleta posiziona davanti in un'accelerazione, è facile individuare quale sia poi quello da posizionare nel blocco anteriore. Successivamente passeremo a posizionare i fermapiedi a 2 piedi e a 3 piedi dalla linea di partenza, facendo attenzione a mantenere l'inclinazione dei fermapiedi il più bassa possibile, soprattutto per i principianti. Dietro i blocchi. Dovremo spiegare quali sono i comandi che lo starter impartirà ai vostri durante posti, la gara, non tralasciando di spiegare cosa significa il tempo e il doppio colpo di pistola e soprattutto cosa dovrà fare l'atleta in questi casi. Le mani si posizionano a coppa dietro la riga bianca a una larghezza pari a quella delle spalle o poco più larga. Le spalle restano sul perpendicolare delle mani al tempo o leggermente più avanti. Un ulteriore controllo della distanza dei blocchi dalla linea di partenza lo si ha appoggiando a terra il ginocchio anteriore dalla posizione dei vostri posti. Il ginocchio dovrà appoggiare subito dietro la linea bianca di partenza. Il traino è sicuramente un buon modo per sensibilizzare i giovani al percepire lo sbilanciamento del corpo in avanti durante l'accelerazione. Per gli atleti un po' più evoluti invece
il traino diventa un'esercitazione di forza speciale importante, così come i balzi in buca da fermo, i bipli anche su pedana rialzata o addirittura partendo direttamente dai blocchi e balzando sulla buca della sabbia. Accelerazioni con sbilanciamento e sbilanciamenti partendo in equilibrio sopra i blocchi possono essere utili a dare la sensazione di sbilanciamento in avanti che deve avere l'atleta poi durante la fase di accelerazione. Partenze a piedi pari e partenze in divaricata, enfatizzando la spinta dei piedi e quindi allungando la lunghezza del passo, possono essere utili a far percepire all'atleta come si avanzi grazie alla spinta dei piedi a terra e non tirando le ginocchia verso l'alto. Accelerazioni col piede posteriore appoggiato sul blocco e partenze a 3 appoggi sono un'ulteriore fase di avvicinamento alla partenza dal blocco. Sulla posizione di pronti i piedi devono premere contro i fermapiedi. Un buon modo per controllare è provare a spingere i talloni sulla posizione del pronti. Un errore frequente è anche quello di non avere i piedi perpendicolari rispetto al terreno. Oppure di non avere il piede completamente appoggiato sul fermapiede, come si vede in queste due immagini. In realtà il piede deve poggiare completamente e spingere costantemente sul blocco, come si vede da questa partenza. Sulla posizione di pronti, il bacino deve essere più alto delle spalle, con un angolo al ginocchio anteriore compreso fra i 95 e i 110 gradi, mentre per quello posteriore fra i 120 e i 130 gradi. Le spalle sono sulla perpendicolare delle mani, mentre per gli atleti più evoluti e potenti le spalle possono anche sbilanciarsi leggermente in avanti. Al via, l'atleta spinge sui blocchi oscillando in modo potente le braccia. La spinta deve essere indirizzata interamente in avanti e non in alto, con una rapida salita delle ginocchia. Il primo appoggio avviene sull'avampiede, molto oltre la linea di partenza, ma sempre sotto le anche. Sono da evitare spostamenti laterali e i piedi devono poggiare a terra paralleli fra di loro e su due linee parallele. Come si può notare dall'ingrandimento in alto, il piede non deve mai cedere nei primi appoggi al momento del contatto con il terreno.